Allora siamo qua con il numero 7 Luca Stabarelli di Sarzana. Allora intanto complimenti, una bella vittoria, soprattutto un secondo tempo disputato da te in maniera egregia. Io ho detto che sei quello che un po' ha deciso la partita, si è entrato con un altro piglio, perché al primo tempo è stata una partita abbastanza equilibrata, Freganza se l'era giocato tutto bene, poi nel secondo tempo, proprio nei primi minuti di gioco, mi siete sembrati più convinti con un gioco un po' più veloce e abbiamo preso un po' il sopravvento. Buonasera a tutti, sì, infatti come hai detto te abbiamo entrato in pista un po' addormentato e non stavamo facendo nulla di quello che abbiamo allenato in settimana e niente, è stato positivo il risultato nell'intervallo 2-2 e poi abbiamo uscito in pista al secondo tempo e niente, il mister ha detto che dobbiamo svegliarci perché questi 3 punti servono per stare sulla classifica e poi niente, ho avuto fortuna di mettere la palla, grazie a Capone hanno subito. Allora io ti rifaccio i miei complimenti, l'altra domanda che posso farti, diciamo che il mister si è lamentato, il time out dal primo e secondo tempo è stato fondamentale per quello che vi ha detto il mister per entrare con un altro figlio nel secondo tempo, è stata lì la vostra svolta? Sì, infatti, perché noi, come ti ho detto, non eravamo svegli e questa partita sapevamo che era dura e noi abbiamo entrato rilassati e ha servito quello che ha detto il mister per svegliarci e niente, abbiamo portati 3 punti a casa che era quello che volevamo. Sì. Allora grazie ancora a Luca Stabarelli e bocca al lupo. Grazie a voi e bocca al lupo a Grazie.